PP7, nome in codice che a Vicenza definisce l'area delle ex acciaierie, dove da oggi ci sono 250 posteggi in più. Storia di una riqualificazione, storia dell'ampliamento del Parc Cattaneo, zona strategica a metà strada tra il centro storico e il teatro comunale, con ingresso da Corso Santi Felice Fortunato. È un parcheggio che porta 250 posti nell'area Cattaneo, a pochi passi da Viale Torino, San Felice e Viale Milano, quindi uno sfogo importante per residenti, per commercianti e per uffici. Nasce anche una pista ciclopedonale tra via Cattaneo e Corso Santi Felice e Fortunato. Accanto al parcheggio c'è una zona ancora recintata dove sorgerà un parco di 6.000 metri quadrati. Verrà anche potenziata la videosorveglianza, insomma un progetto complesso che ha richiesto una bonifica ambientale e lavori in anni difficili. È stata un'operazione particolarmente complessa legata a una lunga bonifica, era un'area particolarmente gravemente inquinata, quindi i tempi si sono allungati notevolmente e se poi ci si mette il Covid e l'aumento prezzi dei cantieri, naturalmente questo ha determinato un ritardo spiacevole per la consegna, ma alla fine il risultato ottenuto, un risultato importante atteso dalla città e dai quartieri qui intorno interessati. Ma il destino di questa zona non è ancora definitivo. Qui potrebbe sorgere la nuova questura in un futuro ancora indefinito, portando così un presidio di legalità vicino alla stazione ferroviaria. Intanto il presente è questo, un parcheggio che servirà il centro storico e non solo. Questo parcheggio è di fronte al centro storico, a pochi passi dalla zona del quadrilatero di Viale Milano e di Corso San Felice e a pochi passi anche del teatro comunale che spesso richiede spazi anche per il pubblico che viene a vedere gli spettacoli.